Playtime. Va bene, va bene, va bene. Ora camminerò un po' così su e giù per fare impazzire i cameraman. Dunque, cari amici, cari ascoltatori, per la serie, la fantasmagorica serie Playtime, che vuol dire tempo di divertimento, di gioia, di svago, parleremo di uno svago che non è che costi molto, il sesso. Vedo il reparto maniaci sessuali già. Il sesso. Il sesso è cambiato oggi, c'è una grande confusione, almeno per conto mio, io non riesco più a capirci niente. Oggi tra transessuali, bisessuali, eterosessuali, omosessuali, se sei sessuale solo vai in crisi perché non sai cosa fare. Il concetto stesso, e vi prego di stare a sentire cose, il concetto stesso di omosessualità è cambiato, è cambiato. Non c'è più quello che arrivava lì, l'omosessuale, tutto che ti metteva in crisi, non sapevi cosa fare. Oggi se c'è esteriorità in queste movenze è per professionismo. Renato Zero quando è in casa, l'ho visto io, inutile che pensiate, Renato Zero in casa c'ha il pigiama, le pantofole, la maglietta alla pelle, la sua gibò, cammina con la borsa dell'acqua calda, come esce per la strada equivoco, pieno di piume, ma è uno normale, fermi, è uno normale. Voglio dire, noi pensiamo a Mandalira. Mandalira è una donna che fa la pasta fatta in casa, in pasta. Arriva, ciao Amanda, ciao scusa, c'ho la farina, non ti tocco. Poi esce anche lei, equivoco. È una cosa di professione. Oggi chi è l'omosessuale? Chi è? Oggi è quello che... Proprio tu dici che sei... Va bene, oggi no, fermi, oggi chi è? Chi è? È quello che arriva lì, oggi l'omosessuale è quello che arriva lì e dice ho giocato a rugby, ho spaccato 4 gambe, ho dato un pugno in faccia, vieni a bere qualcosa da me, mi piaci. E ti mette, non te l'aspetti. Ecco com'è. E l'uomo che piace alle donne oggi, qual è? Qual è l'uomo che piace alle donne? Una volta era l'uomo crisi, che alle feste si metteva nell'angolo con gli occhialini, i capelli lunghi. Cosa c'hai? Arrivavano le ragazze, sei incuriosite. Niente, messero a avere. Perché mi chiedi cosa c'è? La filosofia della vita, così in basso, questa sveniva e andava via subito. Oggi chi è che piace alle donne? È l'uomo sex, l'uomo da copertina, il mannequin, l'uomo cappello corto, viso maschio, coi buchi qua, l'uomo denim, l'uomo che non deve chiedere mai, è quello lì. Sì, è quello, oggi è quello, è l'uomo rude che non deve chiedere mai, poi al mattino magari si lava i denti con paperino salafrago, cose da pazzi. E la donna che oggi, la donna cambia, e cambia con una facilità anche fisicamente. 5-6 anni fa usava la donna col sedere grosso, tutte le donne col sedere grosso, poi col sedere piccolo, tutte le donne col sedere piccolo, adesso di nuovo sedere grosso, poi di nuovo prima hanno un regolatore al sedere, e cose da incredibili. E la donna che usa oggi è la donna anche lei indossatrice, fisico snello da gazzella, seni disegnati col pennarello, che ti mette in crisi con delle domande, ad esempio, ciao come va, di che segno sei? Pesci con ascendente maionese, cosa gli vuoi dire? Cioè, e oggi il sesso è diventato confusione anche per i mass media, i giornali, le pubblicazioni. Ora, su giornali che conosciamo tutti, tipo Intrepido, Monello, queste robe qua, in fondo c'è o no una pagina con scritto se mandi 17.500 lire arriva il postino, non lo dice a nessuno, passa sotto lo giardino e ti consegna Ulla, la bambola che ti trastulla. È vero che c'è o no? È vero o no che c'è? E allora anche la massaia, allora anche la donna normale, la donna alla casalinga che prima era costretta in casa, adesso si apre la stampa, massaie che si fanno fotografare, si fotografano loro con l'autoscatto, nude, l'avete mai viste? Quelle nude con la fascetta qui, con scritto la signora Pina G, e vedi la Pina G nuda con la fascetta così,
che dice, tanto c'ho la fascetta, non mi riconosce nessuno. Magari ha un naso così come esce di casa. Guarda la signora Pina senza fascetta. E allora rilasciano interviste, massaie che dicono, davanti ai telecronisti televisivi, dicono, sì, voglio dirlo. Hanno intervistato 100 donne, 99 hanno risposto, sì, voglio dirlo così, va bene, sono frigida. Sono frigida con mio marito, faccio finta. La 100ª invece ha detto, io non sono come quelle lì. Io sono una donna all'antica. Una volta nel 61 mio marito mi ha preso la sprovvista, ho fatto, di gusto. Quindi c'è questa cosa. Ma ragazzi, la stiamo scherzando. E allora assistiamo alla vendita nei negozi di enciclopedie sul sesso. Sì, non dire i nomi, comunque ci sono questi ti insegnano cosa fare, come fare il tacchino. Ed è importante sapere cosa c'è prima dell'atto dell'amore. C'è tutta una prefazione che alla donna piace. Saper come sfiorare la tua compagna, devi saperlo, è vero o no? Devi saperlo, sapere le zone erogene. Dove sono? Che sono le zone di piacere. Devi sapere nella tua compagna dov'è la zona erogena. Magari la tua compagna ce l'ha qui. Tu vai lì, come va? Oh! E sprechi tutto. Allora bisognerebbe che una donna uscisse con un uomo con un libretto di manutenzione, così toccami appunto A, B, B, C, D, C, E, F, G. Ah, è finita la lezione con una campana che sta svenendo il campanaro, anche questa settimana. Abbiamo la massima che estraggo da Ugo, La bocca della verità, il sesso è un divertimento, ma non bisogna ridere, se no fai delle figure. Ciao a tutti!